per il Treviso Calcio, che ha superato la Triestina di Nanu Galderisi ieri ai calci di rigore, battuta 5-4, la formazione alla bardata, il Treviso passa il turno di Coppa Italia. Nei piedi di Mattia Gallon c'è la palla della qualificazione per il Treviso, parte Gallon, destro, rete, il Treviso vince 5-4 ai calci di rigore. Il Treviso elimina la Triestina di Nanu Galderisi alla lotteria dei rigori e passa il turno di Coppa Italia. Continua a stupire la squadra di Mister Zanin, che fa riposare le prime linee e schiera in campo il Treviso 2 con alcuni giocatori della Beretti. Dopo i primi 90 minuti di gioco, i tempi supplementari, il match era finito sullo 0-0. Dal dischetto non sbagliano Torromino, Bandiera, Beccia, Rubetti e Gallon, che mette dentro quello decisivo del 5-4. Bravi anche i rigoristi alla Bardati, che sbagliano con il solo Matelig. Nel primo tempo l'incontro era filato via con una predominanza del Treviso sulla Triestina, con Torromino e Spinosa a impensierire la difesa. Al 27esimo episodio dubbio in area alla Bardata, con Torromino atterrato. La Triestina si fa vedere con Villar Rodriguez, che approfitta di una disattenzione del Treviso ma tira alto. Palo di Gallon allo scadere del primo tempo. Nel secondo tempo De Miccoli tira e Zattin para in tuffo. Al 66esimo Torromino in contropiede resiste ad una carica e respinge Viotti. Al 76esimo bello spunto di De Micco. L'ultimo brivido per la porta della Triestina all'88esimo, Visentin dopo una grande azione, ma Viotti si supera. Sono contento perché i ragazzi si sono fatti trovare pronti, però non avevo dubbi su questo perché li vedo allenarsi ogni giorno con grande dedizione ed impegno, quindi volevamo passare il turno anche se siamo arrivati ai calci dei rigori e ce l'abbiamo fatta, sono contento.